su questa ultima fatica di Letizia Leone, questa ultima fatica poetica che a lei ha tenuto gelosamente nel cassetto per un po' di tempo. 4 anni. Per una sorta di, come dire, di remora ad approcciare all'ennesima riscrittura dell'Erodiade, che secondo me invece hai fatto male a tenerla nel cassetto, però meno male che hai deciso di farla venire alla luce, anche grazie alle edizioni Usibilia Libri di Dona Amati, che speriamo ci possa raggiungere perché è persa nei meandri del traffico romano. E che dire, io lascerei subito la parola alla parola recitata, e quindi a Letizia e Gloria che allucinazione in un interno, sabbia, rose e lampadine rosse. L'azione potrebbe svolgersi anche dentro le gabbie. Primo episodio, Schiava ed Erodiade. La dignità è cosa liquida che si scioglie al primo calore, e il nostro boia tiene il ferro arroventato, sempre pronto. Basta un niente, basta un cenno, basta una mezza frase o la sua voce di cuoio. Ed io mi preparo ad ogni gioco muoio. Ma questa notte, abbigliata del bello, sono la puttana di fila che accompagna Erodiade. Per lui, uomo di così debole bellezza, eppure uomo così debole alla nostra bellezza. E poi ad un imperatore ci si deve immolare senza spine, augurandogli buon divertimento, fiere del nostro strazio. Schiava, dove sei? Sono qui, mia regina, in attesa di essere comandata. Vieni, accompagnami, una donna di veli e una di stracci. Le torce ardono in queste camere di roccia per l'apparizione dei fiori agonici, ma questi sono fiori fantasmi. Quando lei chiede, in queste strane tenebre di meraviglia, devo iniziare a vegliare, intrecciare danze, ballare leggera, tirare diagonali nell'aria immortale tra cumuli di occhi, narici, mani. Una palla da gioco per una fanciulla sfatta che si invola sulle gambe, leggera Salomè, che ha voluto così prima uccidere il poeta e poi il censore. Ha voluto strappare gli occhi obliqui del santo, sempre pronti ad uncinare ogni desiderio, a spargere carbone, a indurirla come un sasso, come sogno secco da non meritare. Erode, alba nel palazzo deserto. Cammino in un appartamento vuoto. Se il giorno porta questa luce tetra, allora mi chiedo come sarà il buio che verrà, come sarà la mia prossima sera, e se basterà il lume di 1001 candela a rincuorare questa magnifica coda dell'ombra. Non bisogna ingannarsi, anche se un raggio di sole serpeggia in questa immensa cantina, le camere restano scure, senza fiori, senza suoni, disabitate, e il silenzio lancia una sfida. E questo è eminentemente, dichiaratamente teatro di poesia, ma sapientemente, diciamo, la scrittura poetica riesce a realmente a far vedere ciò che non avviene mai in scena, no? Perché in realtà questo è un testo teatrale abbastanza anomalo, no? In scena non avviene quasi nulla, non c'è azione. Tutto ciò che avviene è descritto o raccontato o in un assunto, no? E
E quindi diciamo che secondo quelli che sono i canoni teatrali tradizionali è un testo che ha poca valenza teatrale, diciamo è un testo che si presta a una lettura poetica, però in realtà è talmente denso di azione, è talmente denso di dinamiche interne ai personaggi che già due monologhi paralleli, perché diciamo che non sono un vero e proprio dialogo, sono due monologhi paralleli come questi, ci mettono di fronte a un testo che già di per sé riempie la scena.